Sono 112 nuovi casi positivi che si sono verificati al 18 novembre, mercoledì, nella nostra provincia. 5 sono i ricoverati, 17 guariti, 1 le persone decedute. I soggetti afflitti da Covid positivi sono in totale 1838, tra cui 706 guariti, 50 deceduti, 1200 in trattamento domiciliare, 80 i ricoverati. I comuni della nostra provincia dove si sono registrati i maggiori casi di Covid sono Palma di Montechiaro con 15 casi, a seguire Canicattì con 14, 12 ad Agrigento, 3 ad Aragona, 4 a Campobello di Licata, 6 a Licata, 4 a Ravanusa, 5 a Ribera, 6 a Sciacca. Intanto il comune di Palma di Montechiaro, comune dove si sono verificati i maggiori casi di Covid, il sindaco Stefano Castellino comunica che in accordo con l'ASP di Agrigento, distretto di Licata e Palma di Montechiaro, è stata già predisposta un'area per il cosiddetto drive-in per effettuare i tamponi in maniera massiccia, veloce e in sicurezza. Il sindaco ringrazia la cantina Gattopardo Cooperativa Sociale di Palma per la preziosa collaborazione. L'area sarà utilizzata per lo screening che sarà ritenuto necessario dalle autorità sanitarie e gli interessati saranno informati sulle procedure da seguire per effettuare il tampone. Tutte le istituzioni, tra mille difficoltà, dichiara il sindaco, stanno operando per arginare l'epidemia, ma occorre, esorta il sindaco, restare a casa e uscire solo se strettamente necessario. E sempre a Palma di Montechiaro il sindaco Castellino per l'emergenza coronavirus sospende anche la scuola dell'infanzia, il mercato settimanale e l'ingresso al pubblico di altre 5 aree. Anche a Canicattì per l'emergenza Covid il sindaco chiede maggiore collaborazione e regali ai rappresentanti delle attività commerciali sul rispetto delle disposizioni del decreto PCM. L'incremento dei casi di contagio da Covid in città ha indotto il sindaco Ettore Di Ventura a scrivere una nota ai legali rappresentanti delle attività commerciali per sollecitarli a una maggiore collaborazione finalizzata al rispetto delle disposizioni. Nello specifico si richiama in particolare attenzione sulla necessità di prevedere a tutti i livelli un incremento delle attività di contingentamento dei clienti e di qualsiasi altra misura utile alla prevenzione della diffusione del virus. Nei prossimi giorni, continua Ettore Di Ventura, attraverso il coinvolgimento del personale della Protezione Civile Comunale sarà attivata in prossimità delle attività commerciali e di quei luoghi in cui possono crearsi assembramenti una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza.